Le bellunesi dell'SCP Volley Limana in divisa azzurra, allenate da Damiano Ortolan, giocano con Giulia Dalmolin alzatrice, il capitano Sara Dalmas opposto, Martina Fantinel e Sandra Tacca schiacciatrici, Gloria De Colle e Anna Brandalise centrali, Roberta Doni libero. Le ospiti vicentine dell'Eca Romano Volley in tenuta rossa, guidate da Massimiliano Marchetto e Francesco Trento, schierano Lisa Farronato alzatrice, il capitano Valentina Fiorese opposto, Nicole Milani e Sara Beraldin schiacciatrici, Giorgia Todesco e Isabella Pinato centrali, Alessia Fantinato libero. Formazione ridotta per coach Marchetto, con 4 atlete assenti per influenza e soli 10 elementi disponibili. Avvia agevole per il Limana a causa della ricezione balbettante e dei ripetuti attacchi errati del Romano. Le locali si avvantaggiano sull'8-2, ma incappano in una fase negativa ricca di errori, che permette alle vicentine di avvicinarsi sul 9-7. Le ospiti però sbagliano davvero troppo in ricezione, infilando una lunga sequenza negativa che proietta le bellunesi sul 20-10. Gioco scadente e falloso su entrambi i fronti. Il Limana ha un blackout in ricezione che riavvicina le avversarie sul 22-19, ma Sara Dalmas rimette le cose a posto con un mani fuori e un servizio vincente, chiudendo il primo set sul 25-19. Coach Marchetto richiama in panchina la giovane alzatrice Farronato inserendo la banda Chiara Fiorese. Isabella Pinato viene impiegata come palleggiatrice. Anche le prime fasi della ripresa sono contraddistinte da molti errori. Le ospiti restano in scia fin sul 9-7, ma il Limana fa valere la maggior caratura offensiva colpendo con Dalmas e Fantinel. Le ragazze del Romano appoggiano l'attacco sull'opposto 19enne Valentina Fiorese, l'atleta di maggiore esperienza del giovanissimo team vicentino. Le battute efficaci di Sandra Tacca e i contrattacchi vincenti a ripetizione di Martina Fantinel producono il break che proietta le bellunesi sul 16-7. Al momentaneo riavvicinamento delle ospiti sul 19-14, in virtù dei 2 servizi vincenti di Isabella Pinato, segue il decisivo allungo delle azzurre di casa, che conquistano la seconda frazione per 25-16. Damiano Ortolan modifica radicalmente il sestetto bellunese, inserendo la palleggiatrice Laura Peruzzo per la Dalmolin, l'opposto Piera Parcianello per la Dalmas, la banda Nicoletta Colle per la Fantinel. Nel Romano Chiara Fiorese è spostata al centro a far coppia con Giorgia Todesco. Le locali ci mettono un po' a trovare un nuovo equilibrio, denotando fin dall'inizio del terzo set evidenti difficoltà ad effettuare il cambio palla. Per contro, il Romano trova una discreta regolarità in attacco con Valentina Fiorese. Cresce anche il rendimento delle bande Milani e Beraldin. Dall'8 pari in poi le vicentine prendono il comando sfruttando le indecisioni delle bellunesi, molto imprecise e fallose in tutti i fondamentali. Il rientro della Fantinel migliora la situazione, ma il Limana è costretto a inseguire le vicentine per tutta la frazione. Le azzurre sfiorano l'aggancio sul 18-17, ma una serie di attacchi errati di Colle e Parcianello agevola il Romano, che riallunga e vince il terzo parziale per 25-21. Coach Ortolan ripropone il sestetto base facendo rientrare Sara Dalmas per la Parcianello e Sandra Tacca per la Colle. La palleggiatrice Laura Peruzzo è confermata al posto di Giulia Dalmolin. L'esito favorevole della terza frazione infonde fiducia alle giovani vicentine, che battono con maggiore incisività creando problemi alla ricezione del Limana. Le padrone di casa stentano anche in attacco, dove Fantinella e Dalmas non riescono più a fare la differenza come nei primi 2 set. Con le battute efficaci di Todesco e Beraldin, le ospiti si avvantaggiano sul 14-11. Sembra che il match possa girare, ma il Limana non ci sta e risponde colpendo con la centrale De Colle, con la Dalmas e col muro vincente della Brandalise, rientrando sul 14 pari. Il Romano accusa un calo in attacco che spinge le locali sul 19-15. Le bellunesi si avvicinano faticosamente alla meta, vedendosi quasi raggiungere sul 24-23, quando il muro vicentino ferma l'attacca. Sara Dalmas però resta lucida e mette a terra il pallone decisivo, firmando la vittoria dell'SCP Limana. Tutto sommato è stata forse una delle partite in cui si è visto di più il carattere che noi vogliamo mettere in questo campionato. E essendo una delle squadre più giovani, forse la più giovane, diciamo che l'obiettivo principale è sicuramente quello della salvezza e è un campionato, diciamo, di maturazione. Se abbiamo creduto fino in fondo e tutto sommato arrivare al quinto set non sarebbe stato male neanche rubare niente a nessuno. L'obiettivo nostro è portare ragazzi giovani
a lavorare, a giocare al più alto livello possibile per dare una mano a quella che è poi la prima squadra del gruppo. Siamo partiti sicuramente giocando molto bene e poi c'è stato un calo da parte nostra, sono stati troppi gli errori e sono andati via via aumentando. Sicuramente però arrivando al quarto set abbiamo dimostrato di avere la grinta necessaria per riuscire comunque a chiudere e a portare a casa la partita. Abbiamo sicuramente un potenziale in attacco che è notevole, rispetto agli anni scorsi anche la difesa è salita moltissimo, anche se questa sera magari non si è visto molto, patiamo ancora un po' in ricezione, ma insomma la squadra è, direi, abbastanza completa, almeno per il livello della Serie D. Oggi noi abbiamo una sede a Belluno, una sede a Treviso e quindi è interessante per noi proporci anche nella zona della Marca Trevigiana. Operiamo nel Veneto e attraverso proprio la diffusione della nostra immagine e l'immagine del volley Limana attraverso la televisione crediamo che questo possa contribuire sia a far conoscere lo sport bellunese nel Veneto e sia di poter far conoscere anche la nostra azienda.